Amici bellini, sì, in hotel perché ho viaggiato, iscrivetevi al canale, magari siete capitati per caso nel cercare un video a caldo che per voi forse non è a caldo perché è passato un po' di tempo, insomma io ero in aeroplano e quando di solito sono in aeroplano le cose vanno bene. Eh, ma non è colpa mia, nel senso non è che posso viaggiare per tutto il tempo. Di solito quando sono in aeroplano comunque la posso vedere da tablet e così. Oggi lasciate un like perché mi voglio atteggiare un po'. Posso atteggiarmi per una volta? Cerco di non farlo mai perché non è bello. Non è bello atteggiarsi e dire io l'avevo detto, eccetera, eccetera. Però per una volta, visto che magari questo video se lo vede qualcuno che non aveva visto, perché ho notato che non l'avete visto in tanti, il video di prepartita, oltre alla live di prepartita, che ha portato bene, volevo atteggiarmi un attimo, per due motivi, uno, due, forse tre motivi. Primo motivo, in live vi avevo detto mi aspetto tanti gol. E poi, ha indovinato, ma era prevedibile, sapete perché? Perché è un amichevole primaverile, insomma, le motivazioni, vediamo dove stanno, e ogni tanto, capito, può capitare la distrazione, può capitare che il gol lo prendi, poi può capitare il momento di orgoglio, e credo che questo sia avvenuto poi nel secondo tempo. Questo è il primo motivo di atteggiamento. Il secondo motivo di atteggiamento, mi atteggio, che cosa avevo detto? Do io due dubbi a Calzona. Primo dubbio, Calzona mi ha ascoltato, o meglio, Calzona non ascolta me, ma avevo detto, Calzona non deve pensare al bene del Napoli del futuro, a guardare Traoré, eccetera. Se Traoré non ha convinto, alla fine gioca Zielinski e non è... È un problema nostro di tifosi che diciamo Zielinski sei già con la testa. Gioca Zielinski. E ora vedrò, adesso, perché adesso che chiudo il video mi guardo la partita tutta quanti. Adesso ho visto giusto i gol, ho visto quel rigore e ne dobbiamo parlare, perché mi hanno detto che ce ne sono due, ma uno, quello che ho visto, non è pensabile. Non è proprio pensabile. Quindi gioca Zielinski e qua mi trovo con Calzona, ho capito, ho intuito Calzona. Una cosa che non avevo intuito di Calzona è che lui su certi giocatori che sono mezzi infortunati li mette dentro e poi li toglie sapendo di avere i sostituti adatti perché non so quanto mi reggono. E quindi qui la decisione di Ngonghe, titolare. Il che significa che Calzona, come non guarda in faccia giustamente, perché deve fare lui bella figura, ci sta dando una mano, deve fare una bella figura e tornarsene in nazionale o trovare un'altra situazione, Calzona mette Ngonghe, se ne frega, il ragazzo del Verona, ricordate Mazzarri che dice proprio col Monza, grande partita col Monza, Mazzarri dice, mette il ragazzo del Verona, perché non ci sono gerarchie e non c'è quella cosa, ma viene dal Verona, no. Se Mazzocchi non gioca è perché non è perché viene dalla Salernitana. Se Mazzocchi avesse le qualità per far riposare Di Lorenzo, lo farebbe riposare. E invece no, gioca Ngonghe, che doveva essere l'uomo partita. Io il posto sull'aereo era il 26C, proprio il 26 a culo, doveva venire e stava venendo perché il rigore è stranetto. Quindi Ngonghe, e poi mi ero permesso di dire, da uomo che le prestazioni di Juan Jesus le ha viste da vicino cercando di essere il più obiettivo possibile, male con l'Atalanta, male oggi. Io ho guardato il gol di Djuric, secondo me fa un gran gol Djuric, si può ragionare, Meret stavolta no, non penso proprio che poteva intervenire. Il cross Zerbino lo fa un po' facile, Di Lorenzo un po' mollo, va bene, Djuric è enorme, lo anticipa, fa un gran gol. Do più responsabilità forse a Juan Jesus nel lasciare il sinistro a Colpani, perché lì è Colpani tua, perché là devi saperlo che lui ce l'ha quel gol nelle gambe. Però cosa avevo detto a Calzona? Puoi ragionare su Ostigard che ha un grande colpo di testa?
puoi ragionare su Ostigard che ha un grande colpo di testa, visto che c'è il colpitore di testa più alto di tutta la Serie A contro... Mi sono fatto male. Poteva essere un'idea. E quindi la finisco di atteggiarmi, perché poi il calcio è strano, il calcio non si studia, cioè il calcio si studia, ma poi i risultati non risultano a tavolino rispetto al tuo studio. Poteva succedere, poteva esserci Ostigard ed essere anticipato lo stesso, perché poi Ostigard non è l'infallibilità. Però sai, un po' la curiosità, un po' conosciamo le caratteristiche, sarebbe stato interessante, ma non lo possiamo mai sapere. Quindi sappiamo che il primo tempo era andato come era andato, ci hanno fatto sapere da tutte le fonti, le cimici, eccetera, eccetera, che si è urlato negli spogliatoi. Evidentemente Ngong, che era stato pure ammonito, aveva finito la benzina a disposizione. Mo' mi dovete spiegare come cacchio è possibile che Politano fa quel tipo di... perché questi gol, tutti e tre, perché sì, Raspadori probabilmente è quello là di Tapin, però ce l'ha quella cosa, Raspadori rapace, il rapacciadori, nel senso che come reagisce con quel rigore e arriva più veloce di tutti, i passettini, ce l'ha. Ma il gol che fa Osimhen non ha alcun senso. Non ha alcun senso, si fa pure male, mi devo rivedere tutto, non vedo l'ora. Domani ve la faccio arrivare all'analisi tattica, ve lo prometto. Se vi iscrivete al canale e se lasciate tanti like. Mi lasciate tanti like. Quanti gol abbiamo fatto? Cioè, partiamo da una base di 4.000 like. Io devo vedere se faccio 4.000 visualizzazioni, perché il tifoso del Napoli si è arreso. Però 4 gol, insomma, le cose cambiano. C'è almeno quella voglia, ecco, di cui parlavamo. Non è finito il campionato, divertitevi, voi giocatori, mettetevi in mostra, dimostrate di valere un posto nel Napoli o di valere un'offerta di mercato. E quindi Osimhen fa quel gol che fa il giro del mondo, perché vola. Proprio io volavo da New York al Texas, a Dallas, e lui volava lì. Si è fatto pure male, devo rivedere che tipo di impatto ha avuto. Impossibile, un gol impossibile. Vogliamo parlare del gol al volo di Politano? Quei gol là chi li fa? Li fa Messi, li fa Mertens, perché poi ne stavo parlando con gli amici abbonati che cercavano di tenermi aggiornato. Lo fa Mertens quel gol là e pochi altri. Il problema è che ne fa uno e poi altre partite risulta prevedibile. E poi pure Zielinski, l'ambidestro Zielinski, l'ambisinistro Zielinski, dove la mette, sotto la traversa, forte, bello. E visto che tutti quanti metteranno copertine che si sovrapporranno, probabilmente la copertina di Osi, la copertina... Io metto invece la copertina con Mario Rui, devo vedere se la trovo, perché mi rendo conto che al gol dei senatori, perché poi sono i senatori, no? Zielinski subito corre Mario Rui e lo abbraccia, il gol di Politano, corre Mario Rui, e devo rivedere un po' di cose, ma mi è sembrato evidente che il mercato del Napoli è fallimentare, ma mi sembra proprio evidentissimo, perché alla fine vai a vedere, segnano quelli dell'anno scorso, i nuovi... Ngong, l'abbiamo detto, no? Ce l'ha le qualità per essere impattante, però alla fine se quelli là sono mentalizzati potevano funzionare lo stesso. Allora bisognava lavorare su tutta una serie di cose, anche di convinzione. Guardatevi la serie in attesa del film dello scudetto, guardatevi la serie del Manchester City, e se arrivate all'ultimo episodio ascoltate Guardiola cosa dice di noi. Devo fare, non c'ho il tempo, c'è che fare, devo suonare. Andate a vedere cosa fa, cosa dice Guardiola e come affronta le varie partite nei momenti di difficoltà, perché voi vi credete che Manchester City non ha momenti di difficoltà? Li ha, come li abbiamo noi, come li ha ogni tanto poi l'Arsenal, il Liverpool che ha pareggiato 2-2. Quelle che non lo hanno sono no, tutte le squadre hanno un po' di difficoltà. Devo ragionare, devo raccogliere le idee, perché ne ho parlato su Twix, si sventolano bandiere coi ratti, si indossano felpe con la S lunga, la seriale posta, poi la cancella,
poi la riposta tagliando la foto della felpa, gente che si ammazza, i tafferugli per tutta Italia. Signori, il calcio così lo stiamo perdendo. Ed è un peccato perché è uno sport, anche quando non hai obiettivi, e possono esistere partite divertenti come quella di oggi, che deve essere uno spot. Poi De Laurentiis ha twittato, aspettava, questo è ingiocabile, De Laurentiis ingiocabile. Da Dallas, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, aspettatevi domani un contenuto un pochino più pregnante, un pochino più... perché poi adesso me la vedo senza il preconcetto del risultato e la paura del risultato, ed è capace che sono anche un po' più obiettivo del solito, eh?